Il 25 aprile è festa nazionale, ma anche per i Veneti San Marco. Ha ancora un senso? È sentita? Sì, ha un senso per me. Io spero che quest'anno il 25 aprile sia sentito più degli altri anni. Andrò in piazza naturalmente. Una festa che comunque c'è da sempre, è giusto festeggiarla e poi Venezia sicuramente la farà da padrona e non posso andare, però mi piacerebbe festeggiarla. Sì, sono d'accordo della festa di San Marco. Sì. Purtroppo secondo me è una festa un po' dimenticata qua da noi, questo sì, a mio parere. C'entra l'autonomia secondo lei? Ma secondo me anche no, è proprio la gente che in questo periodo, vuoi crisi, vuoi che mancano un po' di soldini a tutti, forse siamo un po' più egoisti, pensiamo un po' ai problemi nostri. Ma penso di sì, certo si è andati tutti a votare per l'autonomia, però non ci sono state grandi svolte, insomma, ecco. Sento che è una cosa che ci porta nella tradizione, che ci porta avanti. Sarebbe bello andare magari anche a Venezia, che così si sentirebbe ancora in modo un po' più importante, però penso che in questo momento andare a Venezia con i ponti e cose del genere vuol dire trovarsi la ressa del mondo, non solo del Veneto. San Marco è il nostro simbolo, diciamo, dei Veneti, quindi andrebbe festeggiato un po' di più. È un po' dimenticato, ecco, ultimamente. Complice anche i temi dell'autonomia, c'entra o è a prescindere? No, non credo che c'entri, la gente si sta dimenticando proprio della festività di San Marco. Oddio, so che a Venezia fanno una bella festa il 25 aprile e io di solito insomma sono a casa, non è che particolarmente sia una cosa che mi tocca, sì, una bella festa, però non ho mai fatto, ecco, esatto. Andrebbe fatta di più, andrebbe lasciata andare? No, è giusto festeggiarla, insomma è sempre una festa che è giusto che ci sia. L'identità di sentirsi veneti, presumo, sì, è anche quello, è importante alla fine sapere delle proprie radici e tutto, è importante. Quindi si mantiene la tradizione? Sì, è giusto, è importantissimo mantenerla.